consigli, interviste ai professionisti e le eccellenze del territorio. Allacciate il grembiule, si parte! Ben ritrovati amici di Radio Chef in un nuovo appuntamento anche con la nostra rubrica di cucina. È tempo di Friuli Doc a Udine, inaugurato nella giornata di ieri, questa 4 giorni della 29esima edizione che regala gusto, la più grande festa enogastronomica del Friuli dopo tutto, quindi ci regala un po' anche tutto il gusto del nostro territorio nei piatti che vengono offerti. Sono infatti oltre 150 le specialità che si potranno gustare fino a domenica 10 settembre con un piccolo anche grande di solidarietà evento che si potrà vivere nella giornata di lunedì, ma che vi svelerò tra poco. Per me si inizia subito dai piatti anche a Friuli Doc, perché è un po' questo quello che si vuole vivere nel cuore di Udine. Non possono mancare sicuramente gli gnocchi di Godia, i charson scarnici, il cervo tarvisiano, il prosciutto San Daniele, il formaggio Montasio, il frico di Carpacco fino al pesce di Trieste. Queste le specialità che potrete assaporare giorno dopo giorno, oltre anche a fare un salto in osteria e nei ristoranti del circuito Friuli Doc. Grande novità anche di quest'anno è l'Associazione Italiana Celiachia FVG, che è presente proprio in centro a Udine con uno stand con piatti senza glutine a richiesta anche senza lattosio. Già un appuntamento molto amato dagli ospiti del Friuli Doc. Potrete gustare gli gnocchi, gli anelli di totano fritti, patatine fritte, dolcetti artigianali veramente unici. Ma io inizierei subito da una ricetta, perché vi dicevo, Friuli Doc non possono mancare sicuramente gli gnocchi, e la nostra Anita Ardito da Tavagnacco ci ha mandato la ricetta dei suoi gnocchi di zucca. Vi serviranno per prepararli 1 chilo di zucca, 2 uova, sale, 200 g di farina, burro, salvia e ricotta affumicata per farli alla maniera tradizionale. Pulirete la zucca, la tagliate a fette, la cuocete al forno per circa 30 minuti, lasciate raffreddare e schiacciate con una forchetta aggiustando di sale. Poi unite la farina e le uova, amalgamate bene fino a ottenere una crema densa. Portate a bollore una pentola d'acqua salata, vi aiutate con un cucchiaio, formate gli gnocchi e li immergete pochi alla volta. Una volta risaliti in superficie li raccogliete utilizzando uno scolino. Nel frattempo fate rosolare il burro con la salvia, versate gli gnocchi e li servite nel cestino, in un bel cestino di frico, magari frico croccante con ricotta affumicata grattugiata a piacere. Se vi va di dare uno sguardo anche sulla nostra sezione brochure sul nostro sito radio.0.it, trovate tutta la ricetta anche per preparare un bel cestino di frico croccante. Ma è tempo di lanciarci anche negli ingredienti dei sapori anche del Friuli. Sapete che si possono trovare anche a Trieste? Lo andiamo a scoprire in questo appuntamento dai supermercati Bosco. Cari amici di Radio Chef, lo sappiamo tutti, questa è la settimana di Friuli Doc, l'appuntamento che raccoglie proprio le tradizioni del Friuli, ma non solo. Uno dei piatti che sicuramente gusterete è il frico. Questa ricetta che viene soprattutto dalla Carnia è uno dei simboli proprio del Friuli, e allora, visto che celebriamo questo evento, perché non riproporre anche a casa il celebre piatto, magari abbinandolo anche con i vini del territorio. Per questo oggi abbiamo deciso di parlare in questa puntata in diretta dai supermercati Bosco proprio del frico e dei vini da abbinare. Siamo andati a sbirciare la pagina di turismofvg.it proprio per svelarvi la ricetta del frico. Vi serviranno per preparare un buon frico innanzitutto qualche piccolo accorgimento. Per ottenere un frigo morbido, ricordatevi, è una textura omogenea, dovete sminuzzare bene tutti gli ingredienti in modo che appunto si amalgamino bene e abbiano una forma regolare. Usate delle grattugie a fori grossi per il formaggio o un coltello che tagli in piccoli pezzetti. Gli ingredienti che vi serviranno saranno 1,3 kg di patate, 500 g di formaggio Montasio, una cipolla e mezza. Le dosi e gli equilibri variano di zona in zona e soprattutto in base a quelli che sono i gusti personali. Il primo passaggio è quello di tritare molto sottile la cipolla, farla soffriggere nell'olio, sbucciare le patate e grattugiare una per uno nella grattugia a fori larghi. Lo si fa appunto lo stesso per il formaggio, che va utilizzato di diverse stagionature possibilmente. Quando le cipolle saranno dorate, si uniscono le patate e il formaggio, si aggiusta di sale e si mescola. Dopo circa 15-20 minuti si gira il nostro frico per farlo rosolare anche dall'altro lato a fiamma vivace per formare quella famosa crosticina dorata così buona. Si serve ancora caldissimo, bello morbido in questo caso. Un abbinamento perfetto anche proprio per scoprire le delizie del territorio è sicuramente quello con il refosco dal peduncolo rosso, un vino vitale e comunicativo grazie proprio alla forza degli acidi naturali, e
anche se sono appunto delle particolarità di Refosco. È stato per decenni appunto al centro di studi e alla fine ne sono state comprese le potenzialità enologiche e vitivinicole, dimostrando un equilibrio perfetto proprio tra vegetazione e produttività della pianta. Si tratta di un vitigno generoso con caratteristiche organolettiche che variano a seconda del luogo di coltivazione. Ad esempio sui colli orientali del Friuli la struttura ha classe, un sapore antico e un grado alcolico importante ma mai eccessivo. La giovinezza di questo vino è caratterizzata dal colore rubino, dai riflessi violacei che virano proprio al granato col trascorrere del tempo. Al naso si percepiscono sentori di mora selvatica, di prugna e di viola, aromi erbacei che anticipano anche un palato sapido dal tannino ben presente e vellutato. La produzione, tra l'altro in acciaio, esalta anche la freschezza dei sentori fruttati e floreali. Quando invece ha più complessità, allora vuol dire che c'è stato un affinamento in legno. Insomma, veramente le sfumature anche di questo Refosco dal peduncolo rosso che andiamo ad abbinare al nostro frico, tipica ricetta friulana di Friuli Doc, lo potete facilmente riproporre anche ai vostri ospiti o a casa vostra, proprio per rivivere i profumi e le atmosfere di questa manifestazione che vi racconteremo nei prossimi giorni anche su Radio.0. Mi raccomando, continuate a seguirci e venite qui ai Supermercati Bosco di Trieste a fare la vostra spesa. Per cercare quello che è il punto vendita più vicino a voi andate a cercarli sui social o anche sul sito dei Supermercati Bosco. Ciao a tutti, ci vediamo a Friuli Doc. Beh, sicuramente un bel viaggio, quello che si può fare con il gusto del Friuli, ricette molto interessanti, quelle che vi raccontiamo anche qui a Radio Chef, ma gli ingredienti ovviamente devono essere quelli giusti, amici, e quindi siamo andati a sbirciare anche sul sito del prosciutto San Daniele per raccontarvi proprio tutte le peculiarità di questo prodotto che, pensate un po', in tempi di invasione napoleonica, scrivono anche in questo articolo dal sito sandanielemagazine.com, parliamo quindi tra gli anni 1700 e 1800, il San Daniele DOP era oggetto di razzie. Sì, avete capito bene. Per quale motivo? Perché essere portato in Francia alla corte di Luigi XVIII era l'obiettivo. Pare che egli fosse particolarmente orgoglioso della sua capacità di tagliare il prosciutto in fette sottilissime come si ha da fare. Si dice che nei lunghi anni di attesa prima di salire al trono, affettare il prosciutto fosse il suo passatempo preferito, e nell'arte del taglio del San Daniele DOP non ci si può davvero improvvisare, né che si preferisca al buon caro vecchio coltello, né che si usi un'affettatrice. La fetta perfetta si ottiene con le giuste caratteristiche e con una buona manualità. Volevo raccontarvi qualche curiosità sul taglio al coltello. Prima cosa da fare è quello di armarvi di santa pazienza. Secondo, avere una morsa, un tagliere, un coltello a lama corta, una forchetta e un coltello dalla lama lunga affilata. A questo punto non vi servirà altro che un po' di perizia nel taglio. Dal prosciutto intero con osso, per prima cosa dovete eliminare la cotenna, lo stucco superficiale e l'anchetta. Per questa operazione potete usare il coltello a lama corta. Suggerimento importante: rimuovete solo la parte della cotenna necessaria in modo da conservare al meglio anche il vostro prosciutto di San Daniele. A questo punto prendete il prosciutto, lo fissate sulla morsa, tenete verso l'alto la parte scotennata e il gran momento è arrivato. Potete iniziare a tagliare usando sempre entrambe le mani per mantenere l'equilibrio della postura. Una mano impugna il coltello a lama sottile, l'altra impugna la forchetta e si procede con il taglio. Dovete procedere con un leggerissimo movimento a sega, facendo scorrere delicatamente la lama per tutta la sua lunghezza senza esercitare troppa pressione. Lo spessore lo potete decidere, sinceramente secondo me il taglio perfetto è quello proprio bello sottile. Potete continuare ad affettare in questo modo finché non arrivate all'osso, e in questo caso capovolgete poi il prosciutto, rimuovete, rifate insomma tutto il procedimento e fissate il prosciutto sulla morsa e proseguite con il taglio dal nuovo lato. Beh, questo è il modo per tagliare il nostro prosciutto San Daniele al meglio. Poi non va buttato via niente, questo ve lo ricordiamo sempre. Potete utilizzare la cotenna eliminata per insaporire zuppe e minestre, oppure ad esempio anche non buttare lo splendido grasso presente sulla fetta, che contiene anche tantissime buone qualità e soprattutto il gusto. Lo sapete che il taglio più dolce e morbido del San Daniele è proprio il gambetto in prossimità dello zampino? Questo ce lo insegna il sito di San Daniele Magazine. Ma ovviamente per fare il taglio giusto ci vuole anche l'utensile giusto, e questo ce lo ricordano anche gli amici di Affila Utensili Natisone, che trovate sulla strada Cividale Peroleis presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, e vi aiuteranno in tutti i vostri tipi di taglio. Quindi troverete dall'utensile da cucina fino a quello più tecnologico per qualsiasi anche lavorazione, e poi anche marchiatura laser, servizio consulenza e soluzione per il taglio. Quindi anche nei servizi, nei vostri tagli più specifici potrete affidarvi
direttamente a loro, andate a dare uno sguardo come stiamo facendo noi sulla nostra diretta video al sito filautensili.com, ovviamente per saperne di più, e chiamateli per qualsiasi consiglio anche per affilare i vostri utensili che tenete nel cassetto. Ma come vi raccontavo, sono tantissimi prodotti che vengono proprio creati, che nascono nella nostra terra. Lo sanno bene gli amici di Coldiretti FVG che proprio in quel di Udine, in quel di Friuli Doc, in Corte Morpurgo stanno facendo tantissime degustazioni. Molte di queste sono sold out, ma anche perché sono davvero interessanti, sono partiti proprio ieri con le prime che sono andate subito a ruba. Si procede anche nel riconoscere l'olio giusto, ma anche scoprire proprio da vicino i nostri prodotti. Una cosa bella che ho scoperto è quella che anche nel nostro Friuli Venezia Giulia nascono proprio le arachidi. Voi lo sapevate? Andiamolo a scoprire in questo appuntamento, anche siamo stati a trovarlo in Corte Morpurgo con Vanessa Orlando di Coldiretti FVG. Abbiamo raccontato la biodiversità del Friuli Venezia Giulia, quindi i prodotti più tipici e quelli più curiosi in lingua friulana, a un bel pubblico incuriosito appunto del sentire i termini in friulano dei prodotti di punta della tradizione del Friuli, quindi un percorso con assaggio delle tipicità dei contadini della nostra terra. Fate conoscere ovviamente un bel e buon Friuli Venezia Giulia, e saranno ancora delle giornate queste di Friuli Doc per farlo e riuscire a farlo al meglio, raggiungere più pubblico possibile, anche perché gli eventi ad esempio di ieri erano sold out. Sì, abbiamo molti eventi sold out e questo ci fa piacere perché vuol dire che i clienti, le persone apprezzano questi approcci al cibo giusto, al cibo sano, al cibo di qualità del territorio, quindi degustazioni di olio extravergine d'oliva, assaggi di vini, degustazioni di birre agricole. Quest'anno abbiamo anche un curioso appuntamento sull'ambito dei liquori di derivazione agricola Friuli Venezia Giulia, il tutto sempre accompagnato da assaggi di cibo a chilometro zero dei nostri produttori di Campagna Amica. Favoloso, ma dato che ce li abbiamo qui davanti a noi proprio, volevo dare uno scorcio anche ai nostri ascoltatori di queste particolarità proprio del nostro Friuli e Friuli Venezia Giulia. Da quale prodotto partiresti di punta di questo tavolo che abbiamo qui davanti a noi? Mamma mia, qui c'è un ben di Dio. Allora abbiamo il formà di Frant, un formaggio tipico della montagna che nasce per salvare delle forme, diciamo, che sarebbero state uno scarto, invece un casaro si è inventato di creare un impasto con il pepe, insomma fare una lavorazione di recupero di forme rotte, per quello Frant vuol dire frante, creando questo formaggio molto saporito. Poi abbiamo le patate coionarie, che il termine è simpatico, che sono una varietà di patate tipica del Friuli, le mele delle Valnatisone, la cipolla di Cavasso, la pittina della Valtramontina, il figo moro di Caneva, le farine di Mortean, tutta una serie di prodotti che rappresenta trasversalmente il territorio del Friuli Venezia Giulia. Vedo simpatiche anche le arachidi che avevamo conosciuto già nelle scorse edizioni di Friuli Doc, e il pan di Sorch che forse non molti conoscono, ma che è veramente una delizia perché è molto particolare, ha anche una bella storia dietro. Sì, si dice pan di Sorch, che appunto è un pane fatto con farine locali, e abbiamo chiesto insomma a un forno speciale di prepararcelo per le nostre esposizioni. L'arachide, curiosità, abbiamo l'arachide in Friuli, ripresa da una tradizione che riporta alla guerra mondiale perché è un sostentamento energetico, e negli orti friulani la coltivavano, e adesso qualche produttore qui in regione ha deciso di coltivarla. Veramente buone, dovete assolutamente provarle queste, ed è bello anche il bello di fare un giro proprio di tutto il Friuli e Friuli Venezia Giulia qui a Udine in un unico posto. Anche questo porta avanti Coldiretti FVG. Un bel appuntamento quindi per vivere al meglio anche il nostro Friuli Doc. Io vi invito ad andare anche sul sito di Coldiretti FVG, dove potete seguire tutto il programma di appuntamenti, che sono veramente tantissimi, aperti a tutti, anche ai più piccolini, con delle degustazioni guidate nei prodotti che vengono offerti, assaggi guidati, tutto made in FVG, sono veramente molto interessanti. Poi ci sono, come vi dicevo, i laboratori per bambini per avvicinarsi anche al mondo del chilometro zero con il sentiero dei sensi, veramente degli appuntamenti da non perdere. Volevamo ancora darvi uno scorcio dei prodotti che si possono trovare a Friuli Doc. Uno di questi è un po' il re della nostra terra, sto parlando del formaggio Montasio
DOP. E anche qui abbiamo qualche curiosità da raccontarvi direttamente dal sito montasio.com, perché dicevamo che non si butta via nulla dei nostri prodotti, e anche del formaggio Montasio DOP non si butta via la crosta. Infatti la crosta del formaggio Montasio edibile può essere utilizzata in cucina in diversi modi, dando una marcia in più anche ai sapori delle nostre pietanze, diventando protagonista in piatti e spuntini. Un'idea anche per evitare lo spreco di alimenti. Prima cosa per utilizzarle al meglio è pulire le croste di formaggio, quindi dopo averle lavate e asciugate dovete togliere la parte esterna con l'aiuto di una grattugia o di un coltello, eliminate tutto quanto fino a che le scritte saranno tolte e sono pronte per diventare l'ingrediente segreto di ogni piatto. L'utilizzo più classico è quello di inserirle in minestre, minestroni e zuppe. Vi basta tagliarle a pezzetti e aggiungerle alle verdure che bollono direttamente in pentola e andranno ad ammorbidirsi e a lasciare il loro gusto deciso. Per altre ricette le croste di Montasio DOP possono essere utilizzate anche come spuntino, un'idea veloce per l'aperitivo. Sono molto buone fritte, ripassate in padella con un filo d'olio, impanate, entrambe da mangiare rigorosamente calde, mi raccomando, per gustarne tutto il sapore e la croccantezza. Oppure potete preparare delle chips. Vi servirà solo tagliare a listarelle sottili le croste di Montasio, passarle in forno sulla piastra o anche in microonde. Verranno fuori fragranti e saranno un ottimo abbinamento con salumi e verdure. Potete anche conservarle facilmente se avete intenzione di utilizzarle entro la settimana. Le mettete dentro a dei contenitori, le tenete in frigorifero, oppure potete usare degli appositi sacchetti per alimenti per congelarle, così da averle sempre pronte all'uso e a portata di mano per rendere gustoso ogni piatto. E quindi ricordandovi anche che vi aspettiamo anche noi di Radio.0 a Friuli Doc con la nuova brochure dedicata proprio alle ricette degli ascoltatori, che trovate già disponibile anche nella versione online sul nostro sito radio.0.it nella sezione brochure. Vi aspettiamo anche davanti al Contarena nel centro di Udine per passare Friuli Doc insieme, per raccogliere anche le vostre ricette se volete diventare protagonisti anche qui a Radio Chef, e per raccontarvi anche Friuli Doc proprio dal suo cuore, dalla bellissima location di Udine. Volevo chiudere con questa iniziativa che è stata portata avanti anche da Friuli Doc, dall'amministrazione comunale, ma anche un'iniziativa solidale che vedrà i friulani mobilitarsi per il comune più colpito dall'eccezionale ondata di maltempo di luglio. Stiamo parlando di Mortegliano. Infatti l'iniziativa è della Proloco di Zompicchia, che dopo aver organizzato la pasta asciutta solidale per Amatrice, nella serata di lunedì 11 settembre, quindi subito dopo finito Friuli Doc, organizza una gigantesca pasta asciuttata di beneficenza che servirà per raccogliere fondi destinati alla casa di riposo di Mortegliano, una delle strutture più colpite dalla grandinata del 24 luglio scorso. Mortegliano è risultato il comune più colpito, con danni, secondo le prime stime, per 70-80 milioni di euro nel solo territorio comunale. Quindi partecipate anche voi a questo importante evento di raccolta fondi e di beneficenza. A noi non resta che augurarvi un super Friuli Doc, di gustarvelo al meglio insieme a tutti i piatti e a tutti gli appuntamenti previsti. C'è tantissima musica anche in questi prossimi giorni. A chiudere sarà Leo Gasman, protagonista dell'ultima edizione di Sanremo, tra i giovani artisti più importanti del panorama nazionale. Sarà sul palco di Friuli Doc proprio in questa domenica. Gustatevi quindi al meglio Friuli Doc, trovate la mappa anche sulla nostra ultima brochure, e non perdetevi anche le tantissime Proloco presenti che vi regalano sempre tanto gusto. Vi aspettiamo a Friuli Doc, quindi ci rivediamo a Udine. Buon gusto a tutti!